Invece... sempre con lui. È giusto così. È giusto così, quando due persone sono innamorate, io non ci credo che siete innamorate. Ma come? Ma si vede lontano un chilometro. Siete innamorate? Perché siccome insomma Giorgio è un ragazzo appetito, è un libero professionista. Sì, ma scusate, ma l'avete vista Federica? Io Federica la conosco da una vita, vero Federica? Bene, detto questo carissimo Enzo, ti metti in difficoltà perché c'è Federica, se non c'era Federica ti mettevo in difficoltà, perché io ricevo un sacco di messaggi dove mi chiedono di Enzo Giorgio. Fai bene, ma Però non, Enzo lo sai che io sono, vero Tony, faccio zizzania? No, Che non si dica. mica per il giusto. No, se sincero, faccio No, ma tanto lei lo sa, Mimmo lo sa, quindi sa. vabbè, detto questo, perché io sono... Messaggini. Ciao Mimmo, ci conosciamo da un sacco, sono Salvatore, sono un grande amante della musica neomelodica, scusate, che mio fratellino si diletta un sacco a cantare. Magari un giorno te lo presento, vorrei ascoltare il mio idolo Daniele De Martino e dedicarlo alla mia fidanzata Jessica, grazie. E poi buonasera a tutti voi, ciao Mimmo, buonasera a tutti gli ospiti, vorrei ascoltare un brano se possibile di Daniele De Martino e dedicarlo a tutti i ragazzi e le ragazze lontane da casa, soprattutto alla mia dolce metà Jessica, grazie mille e complimenti. Bene, grazie, noi salutiamo tutti i ragazzi e le ragazze lontano da casa, che dico sempre che dopo la tempesta... Anima sereno, sempre. Bene, ora abbiamo veramente una canzone stupenda che la cantano in tanti, lui è l'autore, insomma, che è l'autore della canzone, Tony lo conosce benissimo, ce lo conosciamo perché l'abbiamo avuto pure noi qua a Torino qualche anno fa, lui è, insomma, noi lo chiamavamo Ciro Ricci, ora si chiama Ciro Riccione. Barbara. Ciro Regione in Friends.